Un nuovo viaggio alla scoperta del cibo buono, sano e genuino. Siamo a Mirto Crosia. Questo è un pezzo di carne, un filettuccio di vitello di carne podolica. Ci andiamo a fare una tartare di carne. Lo puliamo dal suo grasso. Lo facciamo a dadini leggermente grossolani. Ecco qua. La lasciamo così. Andiamo a condire la nostra carne con sale, pepe macinato fresco, olio extravergine d'oliva ed erbe aromatiche, timo, erba cipollina e maggiorana. E la facciamo riposare in frigo per 10-15 minuti. Impasto con farine macinate a pietra a lunga lievitazione, 72 ore di lievitazione. Andiamo a stendere il nostro impasto. Usiamo ingredienti di prima qualità, mozzarella fior di latte. Questa è una base bianca senza pomodoro. Andiamo a infornarla. Ci andiamo a preparare il nostro accompagnamento con cipolla rossa di Tropea e una maionese al limone. Allora andiamo a affettare le cipolle. Allora facciamo la nostra maionese. Abbiamo bollito le uova 4 minuti, che useremo solo il rosso. Allora andiamo a condire con sale, pepe, olio extravergine d'oliva e succo di limone. Frulliamo il tutto. Apriamo la nostra anduia. E andiamo a condire la nostra pizza. Caciocavallo silano. E una spolverata di tartufo del pollino. Ecco qua, questa è la nostra maionese. Andiamo a comporre il piatto. Prendiamo la nostra carne, maionese, erba cipollina, un po' di maggiorana e il nostro timo. E il piatto è pronto. In una delle nostre puntate, Tomma, mi sembra che ci siamo fatti una promessa che avremmo raccontato alla gente da casa cos'era quel medaglione che portate voi come sommelieri, sì, no? Sì, sì. Questo mi raccomando in una puntata ce lo devi... Buongiorno. Buongiorno. Come abbiamo ordinato, perché Sì. mentre Tommaso ti aspettavo mi sono permesso di far arrivare pizza e tartare insieme. Perfetto, Non so se è un abbinamento Ma giusto, ci proviamo, se con sì, il vino che assolutamente. vogliamo anche abbinare ci troveremo, però
Allora, pizza su base bianca con provola silana antuia e tartufo del pollino. Qui adesso abbiamo anche questo tocco del tartufo, interessante, l'anduia. La provola. Sì, un mix di sapori, va benissimo anche la tartara perché insomma alla fine riusciamo a mixare bene anche il croccante, i sapori con la carne. Sai che non ho chiesto una cosa al maestro pizzaiolo che ha portato questa pizza. Dopo, buongiorno, sai che è arrivata anche la tartara. Io dopo volevo chiedere qualcosa. Questa anche- è una tartare di filettuccio podolico aromatizzato con le spezie, con l'erba cipollina, cipolla di tropea, rossa di tropea, del timo e della maggiorale. E poi con una maionese, accompagnato con una maionese al limone. Cioè, ha fatto 2 quadri. Cioè, sembra, visto come sono decorati. Molto carino. Molto, Adesso vediamo se la- corrisponde al vero, insomma, la bellezza di questo piatto a vista, insomma, sì. Lo assaggiamo subito, chef. Intanto ordiniamo del vino. Sì, io direi che a Cosa questo abbiniamo? punto, ecco, questa delicatezza sia diciamo della tartare, ma anche insomma qualcosa che va dal delicato a un po' più deciso, un bel rosato da gaglioppo, Sì, va bene il rosato, Intanto mi diciamolo, gusto questa pizza. che poi con la pizza. Mentre tu assaggi la tartara, io mangio la pizza. Però volevo chiedere al maestro pizzaiolo, non so se c'è, maestro pizzaiolo, che farina ha utilizzato? Cioè, da dove arriva questa farina? Noi utilizziamo delle farine macinate a pietra con un impasto a lunga lievitazione, 48-72 ore. Quindi è farina che arriva da qua dal posto, ci sono dei mulini qua Sì. vicino. Ottimo. E il vino? È un rosato, gaglioppo. Sì, va bene. Bene? Tommaso, posso farti una domanda? Quando dietro l'etichetta, cioè dietro la Chiedo bottiglia scusa, io abbiamo vado a l'etichetta preparare con- il primo nel frattempo. Grazie, sì, grazie chef. Solfiti, leggo la parola solfiti. Di che cosa si tratta? Beh, contiene solfiti, ormai è un obbligo di legge inserirlo in tutti i vini imbottigliati, tranne quelli naturali. Dobbiamo distinguere da quelli naturali i vini che contengono i solfiti, nel senso che c'è un'aggiunta di anidride solforosa che permette una conservazione, diciamo, più a lungo del vino, quindi le qualità si conservano col passare del tempo grazie a questa aggiunta di anidride solforosa. Ovviamente possono provocare dei danni, ma se ci limitiamo ad assaggiare 1-2 bicchieri di vino, anche di un vino che contiene solfiti, quindi solforosa, assolutamente non ci dà fastidio e non dà qualcosa di male all'organismo. È ovvio, oggi è una tendenza quella della produzione dei vini naturali senza solfiti, che sta anche prendendo piede, ma la conservazione è limitata nel tempo. Questo ovviamente è proprio nella conservazione che agisce l'anidride solforosa. Allora, prepariamo un piatto della tradizione, delle cortecce con salsiccia di suino nero, dello scalogno e della ricotta salata. Andiamo a mettere olio extravergine d'oliva, dello scalogno tritato, facciamo imbiondire un po' lo scalogno e intanto andiamo a calare la pasta. Ecco qua. Andiamo a mettere la nostra salsiccia. In questo caso non aggiungiamo sale, è già bella saporita. Andiamo a mettere un po' di vino bianco. Lasciamo sfumare. E mettiamo della passata di pomodoro. Allunghiamo con un po' di brodo vegetale. E facciamo cucinare per oltre
5-6 minuti. Scoliamo le nostre cortecce e aggiungiamo il nostro succo. Andiamo ad impiattare. Mettiamo la nostra ricotta salata, ecco qua, e per finire un filo d'olio d'oliva. Ecco qua. E il nostro piatto è pronto. Ma perché non organizzare un grande evento di vini, un salotto dei vini proprio in Calabria? Guardate, ci siamo. Abbiamo il primo delle cortecce con salsicce di suino nero, con ricotta salata delle nostre zone, e finito con un filo di olio extravergine d'oliva. Ci mancava. Ecco, a proposito di olio, Tommaso, non ne abbiamo parlato mai di olio, ma quando all'interno di una... scusami, dietro l'etichetta, visto c'è la parola polifenoli. Cosa sono? Di che si tratta? Quello è un apporto fondamentale e soprattutto viene fuori anche dal tipo di cultivar e dal tipo di lavorazione delle olive. In questo caso, Scusate, io vado... Grazie. in questo caso si parla della nostra cultivar, dalla dolce di Rossano, quella di questo territorio, che ha un apporto polifenolico abbastanza interessante, cioè queste molecole che poi hanno un potere antiossidante, quindi antitumorale, che si trovano all'interno dell'olio extravergine d'oliva, si trovano Comunque all'interno delle olive. delle olive, ecco, non è un qualcosa di aggiunto, No, no, polifenoli sono delle molecole che troviamo all'interno dell'ulivo stesso. Assolutamente sì. Delle olive. Ovviamente di cultivar in cultivar abbiamo un apporto più o meno incisivo. Però stiamo pasteggiando ma senza vino, non ti sei fermato? Va bene sentire proprio la carica e lo spessore di questo piatto, direi qui di passare ad un rosso con un minimo ovviamente anche Quindi- di barricatura, di speziatura, perché il suino nero e la ricotta affumicata insomma ci Quindi dà questa volta hai fatto una cosa, diciamo, al contrario, hai prima assaggiato la pasta e poi abbini il vino. Di solito senti il profumo del vino e poi mangi. Diciamo che a il vista piatto. non mi convinceva come corposità, adesso mi ha convinto, quindi Chiedo posso- subito se è possibile. Andiamo. Grazie, mi perdoni. Un gaglioppo ci sta benissimo. Mi perdoni, è possibile un gaglioppo quindi? Un gaglioppo, grazie. Un gaglioppo barricato, Barricato, sì, sì. leggermente. Che ne dici di questa corteccia, Giuseppe? Devo dire che è una pasta sicuramente fresca, si vede, è una pasta fatta taglio tradizionale, si vede che... Grazie. È pasta fresca, giusto? Sì, pasta fresca. Ecco, vedi, sai, certe volte si degusta anche senza nulla nel bicchiere. Alle nostre scuole Veramente? sommelier, assolutamente sì. Ovviamente se qui all'interno avessimo avuto, adesso ci hanno cambiato il calice, ma se avessimo avuto già il vino, anche senza prodotto, si riesce a sentire tutte le caratteristiche del vino stesso. Si riescono a sentire e a percepire. In Ma questo caso, se c'è stato però questo stesso vino dentro, altrimenti sì, diciamo che sembra... l'analisi sensoriale si può fare anche senza il gusto. Questa mi è nuova. Prego. Grazie. Grazie. Ecco, vedi, riusciamo sicuramente questi sentori anche del pepe nero, la ricotta, il suino nero abbastanza pronunciati, si riescono ad equilibrare benissimo con questo gaglioppo. 6 mesi di barrique, Forte, ha sento... ha una bella pesantezza sulla lingua, riesce ad equilibrare, appunto anche a sgrassare quello che è il sentore del piatto, la succulenza di questo piatto. Allora, prepariamo una nostra bistecca di carne podolica con purè di patate silane aromatizzata al tartufo e con delle verdure fresche di stagione. Mettiamo a cucinare la nostra carne in padella. Allora, annappiamo la nostra carne con il burro. La facciamo riposare per 10 minuti. Parliamo finalmente di questo medaglione, il famoso Tastven. L'hai portato?
Lo sapevo. Allora ne dobbiamo riparlare alla prossima puntata. Spieghiamo, va bene. Così continuiamo a mangiare e passiamo al secondo piatto e nella prossima puntata, promesso però, Lo mi svegliamo. devi parlare di questo tastrello. Allora, la nostra bistecca ha riposato, andiamo ad assemblare il piatto. Andiamo a salare. Andiamo a scalopparla adesso. Con le nostre ossa abbiamo fatto la nostra riduzione. Andiamo a mettere il nostro purè. Andiamo a disporre la nostra carne. Andiamo a prendere le nostre verdure di stagione, fave e piselli. Andiamo con un goccio d'olio d'oliva. Pepe nero. E andiamo a finire con la nostra riduzione di carne che abbiamo fatto prima. Il nostro piatto pronto. Tommaso, quindi mi stavi raccontando nella puntata precedente che Qua abbiamo Ops. una tagliata di carne podolica con purè di patate silane e delle verdure di stagione. E per finire ci andiamo a mettere un po' di tartufo nel nostro pollino. Ah, Quindi podolica, siamo sempre sul territorio. insomma, territorio, questo- podolica, la vacca podolica è la vacca proprio calabrese, no? Beh, tra l'altro, Allevata. questo è il territorio della transumanza, insomma, dalle montagne della Sila Sì, sì. si scende con Sì. questi animali allo stato brado. Ed è, ricordiamolo, in aumento il fenomeno dell'allevatore, dei ragazzi che si accingono a creare attività imprenditoriali nel mondo dell'allevamento. Quindi questo è un tassello a favore, Dobbiamo diciamo, di darci questa. anche un vino. Sì, io direi Abbiamo- su questo andiamo su un rosso abbarricato, Sì. ovviamente autoctono. Allora, ti piace Mirto Crosia, Tomma? C'eri già stato? Ma sì, Mirto ovviamente sta ad Questo un è passo il tra... vino Sì, barricato che lo abbiamo da vino. a un passo Grazie, va bene. tra appunto le montagne e il mare, perché avete insomma questo territorio molto ampio anche verso l'entroterra, visto che Crosia è poi insomma inserito più all'interno della fascia costiera. E il clima è un clima anche che si presta a determinate colture, quindi non solo agli allevamenti, ma anche Abbiamo una grande fortuna proprio per il fatto che abbiamo gli allevamenti anche nei paraggi, perché questo, essendo zona di mare, hai la doppia, come dire, scelta. Non ho chiesto allo chef da dove arriva questa carne. Questa è una carne che ce la porta il nostro distributore qua vicino, che ci fornisce di tanti prodotti come anche l'anduia, delle salsicce. Anche i salumi, quindi penso. salsicce, sì. Bene. Quello che riguarda Carnisce, voi ve la andate a selezionare Sì. voi, cioè scegliete No. voi i tagli? i tagli ce li scegliamo noi, però loro selezionano tutto. Che taglio abbiamo detto che è questo? Questa è una costata. non stai mangiando per niente, Giuseppe. Ecco. Grazie Tommaso. Il vino l'abbiamo scelto. Chef, volevo fare una domanda. I vostri clienti cosa gradiscono di più? La costato o il filetto che avete ad esempio utilizzato nell'antipasto di prima? Allora, come diciamo che il filetto, la costata preferiscono di più al filetto, diciamo. Qui ancora la tartare al crudo, diciamo, è meno noto rispetto a una carne più cotta. Quindi Preferiscono gradiscono la di più. carne cotta, però piano Tra il piano si cotto- stanno abituando a mangiare anche la carne cruda. La carne cruda, che con il pesce, Tommaso, generalmente è più semplice, forse anche ormai parlare di pesce crudo, con la carne no? Io vi lascio continuare. Grazie, chef. Grazie, grazie. Sì, diciamo che sulla carne cruda c'è qualche diffidenza in più, forse più diffuso l'uso del pesce in crudo. Sulla carne però si possono davvero sbizzarrire i nostri esercenti, i nostri produttori, anche perché abbiamo tante tipologie insomma, che si possono anche servire a crudo. E beh, poi con un vino
di questa portata, soprattutto sul cotto, devo dire che l'abbinamento l'abbiamo azzeccato anche questa volta. Stiamo parlando di un rosso, un blend di 2 uvaggi, è un gaglioppo, è un calabrese, un anno di barrique, un affinamento importante anche in bottiglia, 14 gradi e mezzo. Ecco, vedi questo sapore molto particolare anche delle fave, dei piselli, della patata, che si unisce benissimo anche ai sentori di questo vino, speziati, frutti rossi maturi. Ormai a tavola con te è un racconto particolare, no? Ogni volta che ci descrivi ecco, questi vitigni, questa storia del vino in bottiglia, perché dietro a ogni bottiglia c'è sempre una storia, tu mi insegni. Sì. In una delle nostre puntate mi hai insegnato, ecco, se così possiamo dire, perché poi alla fine è un insegnamento a tavola da parte di un sommelier. Mi hai consigliato, però tu da esperto sommelier che sei, detto, la prima cosa da fare, un vino si può riconoscere se è buono o meno già solo attraverso l'olfatto, quindi basta sentire i profumi e dire al cameriere se andare indietro oppure no, quindi se gradire, se una accetta quel vino a tavola oppure... Sì, molto spesso si fanno questi gesti, insomma, di... Oggi in questa puntata cosa... O comunque di assaggiare. Invece ovviamente la sensazione, il difetto del tappo è dato esclusivamente poi dall'olfatto, quindi se noi lo sentiamo all'olfatto cerchiamo già di capire se è difettato o meno, possiamo mandarlo indietro oppure no. Solo questo o anche altri No, diciamo segni? Che il colore, qualcosa ce lo dice anche il colore, quindi la vista e l'olfatto, il gusto ovviamente viene dopo. La vista, ovviamente, ci sono vini come questo, tra l'altro, che tendono anche, visto l'invecchiamento, ad un colore molto più mattone, un colore più aranciato, ma questo ovviamente dipende dall'annata. Questa è una vendemmia 2015, voglio dire, ha avuto un affinamento in botte e in bottiglia importante, e quindi il vino non mantiene quella freschezza di colore, quella brillantezza di colore. Se questo colore dovesse andare troppo sull'arancio, e allora ovviamente possiamo già aprire gli occhi meglio, no? E sentire l'olfatto se ci convince o meno. Altrimenti, insomma, se il colore è brillante già possiamo dire che da quel punto di vista va bene. Poi l'olfatto ci dà la conferma. Per oggi è tutto da Mirto Crosia, grazie Tommaso per essere stato ancora una volta con noi. Grazie a voi. Noi ci diamo appuntamento alla prossima puntata. Scegliete autoctono, scegliete calabrese.